Il santo del giorno è Padre Pio. Il nome Pio viene dalla devozione cristiana e significa ligio alla religione, virtuoso. Oggi, 23 settembre, è la giornata internazionale delle lingue dei segni. Celebrata per la prima volta nel 2018, rappresenta un'opportunità per sostenere e proteggere l'identità linguistica e la diversità culturale. Secondo la World Federation of the Deaf, cioè la Federazione Mondiale dei Sordi, sono circa 72 milioni le persone sorde in tutto il mondo. Nel 2020 la stessa federazione lancia una sfida globale che mira a promuovere l'uso della lingua dei segni da parte dei leader locali, in collaborazione con le associazioni e organizzazioni di ogni paese. Aveva osato raccontare nei suoi articoli le logiche di potere della camorra. Per questo il 23 settembre del 1985 il giornalista de Il Mattino di Napoli, Giancarlo Siani, venne trucidato da un comando di killer a colpi di pistola mentre era sotto casa a bordo della sua auto. Aveva solo 26 anni. Buongiorno ai 12, il sole cambia natura zodiacale, si sposta in bilancia e diventa d'aria. Favoriti quindi bilancia, acquario e gemelli. Vediamo tutto il resto dello zodiaco cosa fa. Ariete, ora è proprio iniziata una tripla opposizione, quella di sole, di mercurio e di luna ai vostri gradi. Annualmente così succede ogni anno, quindi portate pazienza, risolverete comunque i problemi di coppia, i problemi di relazione con gli altri in una maniera abbastanza disinvolta. Quest'anno siete molto più forti. Toro, si spengono i trigoni, ma rimane la dolce Venere a incoraggiarvi e a tifarvi per voi. Oggi una bella notizia per tutto quello che riguarda i figli, i progetti e soprattutto per un maggiore agio economico. Gemelli, per voi invece oggi è una giornata che fa i conti con l'amore e con 1000 altri impegni che amerete procurarvi, ma arrivano Sole, Mercurio e Luna a sostenervi, a guidarvi, a darvi comunque un'energia veramente molto forte sulla quale potete costruire un nuovo percorso. Cancro, inizia anche per voi la quadratura di Sole, Mercurio e Luna. Tutto quello che passa in bilancia potrebbe essere un po' ostacolante per voi. Inizia un periodo in cui qualcuno in famiglia o negli affetti o il partner può avere bisogno di voi, del vostro dialogo, della vostra protezione, della vostra presenza. Leone, ottima giornata per voi oggi, che ritrovate il gusto della socialità, che avete nuovi progetti, che curate meglio l'immagine, che soprattutto state meglio con voi stessi. Godetevi questo momento. Vergine, Venere ancora coraggiosamente nei vostri gradi, tenta di essere ancora più passionale con Marte, che intanto si sposta in Scorpione e che quindi diventa molto più intrigante. E anche a voi che siete compassati e ligi, ogni tanto tocca vivere le passioni. Bilancia, la vostra giornata oggi viene salutata con l'ingresso del Sole nei vostri gradi e la vostra stagione zodiacale, quindi Sole, Mercurio e Luna sono tutti dalla vostra parte. Finalmente arriva il momento della riscossa, dopo mesi affatto semplici, per cui oggi tirerete le somme e procederete verso nuove collaborazioni o una nuova intesa di coppia. Scorpione, Marte è arrivato nei vostri gradi e finalmente arriva quella voglia creativa e passionale che vi dà il chiaro segnale che siete usciti da una zona di torpore. Quadra però a Plutone, proprio il vostro pianeta guida, per cui forse molti di voi saranno un po' troppo bramosi di vivere veramente la vita che volevano vivere. È appena iniziata, fate con calma. Sagittario, per voi oggi è una giornata molto importante perché ritrovate comunque la forza dell'equipe, ne scoprite i limiti, avete una visione di insieme molto più saggia, serena e ampia e anche scevra da tutta una serie di compromessi emotivi. Cercate però di aggiustare le cose in amore. Capricorno, per voi oggi le quadrature
segnano un periodo in cui il lavoro tende nuovamente ad assorbirvi. Dovete un po' traghettare da una dimensione ad un'altra e per fare questa trasformazione dovete essere lungimiranti e soprattutto confrontarvi con degli esperti. Acquario, per voi la giornata è veramente fluida, bella, leggera e si sente l'allegro andante di un sole che riscalda il vostro elemento, l'aria, e quindi oggi tutto diventa più veloce, fluido, affidato alle parole, all'immaginazione e anche ad una passione divorante che sembra stimolarvi un po' sorprendentemente. Pesci, la giornata di oggi è una giornata che saluta finalmente l'opposizione al sole e che vi rende un po' più leggeri. Il sole ancora litiga con Saturno nei vostri gradi e vuole necessariamente avere ragione di una vostra tesi. Cercate di essere più forti. Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. Assumendosi la responsabilità di un attentato compiuto il giorno prima, il 23 settembre del 1943, il carabiniere Salvo D'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia. Verrà fucilato a Roma poco dopo. Essere in un brodo di giuggiole, toccare il cielo con un dito, essere al settimo cielo. In italiano sono tante le espressioni utilizzate per parlare di quel senso di felicità indescrivibile che ci colpisce quando abbiamo delle notizie inaspettate e bellissime. Ma come si dice in inglese? L'espressione on cloud nine sta proprio ad indicare quella gioia irrefrenabile che non riusciamo proprio a trattenere. Ci sono molti misteri nella vita di Padre Pio. Miracoli, apparizioni, le stimmate, la persecuzione subita dalla Chiesa. Nato a Pietralcina, Francesco Forgione già da bambino riceve frequenti visite di Gesù e Maria e vede demoni e angeli. Pensando tutti abbiano queste facoltà, non ne parla però a nessuno. A 16 anni entra in convento con il nome Fra Pio. Nel 1916 viene trasferito a San Giovanni Rotondo e appare sempre più chiaro che la sua vocazione è compatire e caricarsi del male e del dolore altrui. Il suo nome inizia a diffondersi. Il 20 settembre del 1918 riceve le stimmate dalla Passione di Cristo, che per 50 anni restano aperte, dolorose e sanguinanti. Lo visitano medici che non capiscono. Viene sospeso e solo dopo diversi anni viene reintegrato nel suo ministero sacerdotale. Quando muore il 23 settembre 1968, le stimmate scompaiono dal suo corpo. Beatificato nel 1999, è canonizzato nel 2002. Ci salutiamo con la frase del giorno. In tempo di crisi gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli cercano colpevoli. Buona giornata.